Estate torrida, 40 gradi di temperatura. I rivelatori esterni del tuo impianto di allarme provocano falsi allarmi un giorno sì e l'altro pure, o peggio, non funzionano più. Di questo parliamo nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore del libro Mai dire antifurto. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Come ho già detto, nel video di oggi voglio parlare delle difficoltà oggettive di cui soffrono i rivelatori esterni in un periodo così caldo come quello che abbiamo appena attraversato o che stiamo attraversando. Certo, non è un problema di quest'anno, le estati sono calde da sempre. Ma allora andiamo a vedere perché succede che i nostri rivelatori esterni soffrano così il caldo torrido di queste giornate. Per comprendere al meglio quello di cui stiamo parlando, però, bisogna necessariamente fare un passo indietro e stabilire quale tecnologia stiamo utilizzando, o meglio, di quale tecnologia stiamo parlando. Perché? Perché non tutte le tecnologie soffrono dei problemi di cui ti ho accennato, ma solo una in particolare. Questa tecnologia è l'infrarosso passivo. Perché l'infrarosso passivo soffre la temperatura? Perché gli infrarossi passivi, ovvero il PIR, l'elemento piroelettrico di cui sono dotati i nostri rivelatori, altro non è che un ricevitore di infrarossi passivi tradotto in calore, ovvero il calore del nostro corpo emette infrarossi passivi che vengono captati dal rilevatore, dall'elemento piroelettrico installato, posizionato in quel rivelatore. Quindi come funziona un rivelatore ad infrarossi passivi? A parte che lo spiego bene nel mio libro a partire da pagina 82, parlo proprio del funzionamento degli infrarossi passivi. Ma nel video di oggi possiamo dire che l'elemento piroelettrico, grazie alla lente di Fresnel o ad una lente a specchio, riesce a catturare gli infrarossi passivi dell'oggetto o nel nostro caso del potenziale intruso nell'area monitorata dal nostro rivelatore e convogliarli verso l'elemento piroelettrico, il quale farà un'analisi. Poi ci saranno ovviamente dei software, degli algoritmi che analizzano quella quantità di infrarossi passivi e ne determineranno o meno l'allarme. Questo già dovrebbe farci capire che se parliamo di temperatura e parliamo di giornate torride nelle quali la temperatura è più o meno vicina a quella del nostro corpo, quel rivelatore avrà serie difficoltà nel rilevare quel potenziale intruso o a rilevare il potenziale intruso. Questo è vero perché i nostri rivelatori non da adesso ma da almeno 20 anni sono dotati di una cosa chiamata compensazione
della temperatura. La compensazione della temperatura fa sì che il rilevatore si adatti alla temperatura ambiente, alla temperatura nella quale lui è installato. Quindi immagina che il rivelatore faccia la fotografia di quella porzione di edificio o di giardino, che dir si voglia, visto che parliamo di rivelatori esterni, e vi si stabilizzi. La variazione repentina della temperatura in una porzione di area rilevata di quel rivelatore farà sì che lui ne determini l'allarme. Questo, ripeto, da almeno 20 anni. Se abbiamo rivelatori più datati, non dotati, scusa il gioco di parole, di compensazione della temperatura, sarà un disastro, perché se non sono dotati di compensazione automatica della temperatura, quel rilevatore provocherà falsi allarmi o allarmi impropri all'innalzarsi della temperatura in qualsiasi momento della giornata. Mi viene da dire che il sole di mezzogiorno che scalda la vetrata del negozio faccia scattare in modo improprio, quindi un allarme improprio vero per la macchina, ma che noi non vogliamo, quindi un allarme improprio, anche se installato all'interno del negozio. E in esterno le cose normalmente non sono più semplici, anzi il nostro rivelatore si stabilizza quindi sulla temperatura dell'area da lui controllata e ne rileva gli innalzamenti repentini. Viene da sé che, come dicevo poco fa, se la temperatura del corpo dell'intruso è molto simile, molto vicina a quella dell'ambiente sul quale si è stabilizzato il nostro rivelatore, questo avrà serie difficoltà nel rilevare quell'intruso. Questo per farti capire che in estate il rivelatore ad infrarossi passivi soffre di questo, possiamo chiamare handicap, ma per lui è il normale funzionamento, quello che noi certamente non vorremmo, perché in un mondo perfetto il rivelatore esterno dovrebbe funzionare sempre in qualsiasi condizione. Ai noi ciò non è possibile, ma d'altronde questa è la tecnologia di cui sono dotati moltissimi dei nostri rivelatori esterni. Ma attenzione, qualcuno potrebbe obiettare e dire: ma il mio è doppia tecnologia, non cambia assolutamente nulla. Non cambia nulla, in quanto se le due tecnologie sono in hand, quindi devo avere due positivi, uno da parte dell'infrarosso e uno da parte della microonda per determinare l'allarme. Nel caso ne manchi uno solo, nel nostro caso quello dell'infrarosso, perché stiamo parlando di infrarossi passivi, per il rivelatore, per la macchina rivelatore, quello non sarà un allarme. Certo, negli anni le tecnologie hanno fatto passi avanti anche in tal senso, si sono affinate, si sono migliorate, algoritmi più precisi, software di elaborazione sofisticati, ma la temperatura è temperatura, e se devo rilevare
la differenza repentina di temperatura in un'area controllata da un rivelatore, non posso inventarmi nulla, perché se in ambiente ci sono 38 gradi e il mio corpo è 38 gradi perché sto fuori, quindi non ho la febbre, sono solo esposto al caldo esterno, per quel rivelatore sarà molto difficile rilevare la mia presenza. Dobbiamo anche assumerci la responsabilità di aver installato o di aver fatto installare una tecnologia che soffre di questo piccolo, se vogliamo piccolo, handicap. Ci sono tecnologie che possono ovviare a questo problema? Certamente. La microonda, ad esempio, non soffre della temperatura. L'infrarosso attivo non soffre della temperatura. Ahimè, però, la tecnologia ancora oggi più utilizzata è l'infrarosso passivo. Ecco, spero di averti dato uno spunto utile sul quale riflettere anche oggi, anche in questo video. Ti aspetto nei commenti perché ci sarà sicuramente qualche cosa da dire o da ridire. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, è gratuito per te, è gratuito per me, è un grosso aiuto nel proseguire in questo progetto. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!